in Montecatini, dove stiamo per vivere il secondo match di questo giorno, di questa Final Six femminile, così è stata ribattezzata. Adesso in campo in questo 19 di maggio, Città di Falconara contro CLT Terni, partita valida per il triangolare B. A riposo quest'oggi l'Aosta. La perdente di questo match la incontrerà domani alle ore 19, sempre qui al Palaterme di Montecatini. Qualora il termine finisse in pareggio, poi questa incombenza aspetterebbe al Città di Falconara, in quanto gioca formalmente in casa. Dunque, squadre che vanno a salutare le panchine opposte e adesso vanno a fare il saluto, il rito propiziatorio. Vediamo quello del Città di Falconara, mentre il CLT Terni va a fare la foto prima del match. Secondo match di questo 19 di maggio. Il primo ha visto il confronto tra la SS Lazio e la Vis Lanciano, con la vittoria schiacciante delle biancocelesti per 9-4. Quasi tutto pronto per vivere le emozioni di questo match, di questa gara 1 del triangolare B, le cui partecipanti sono appunto Città di Falconara, CLT Terni e Aosta, quest'oggi a riposo. Si sistema il Terni sul rettangolo nero del Palaterme e fa lo stesso la rivale Città di Falconara. Primo possesso che sarà giocato dalle giocatrici in maglia gialla. Mancano gli ultimi dettagli e poi si potrà partire. Eccolo qui il fischio che sancisce l'inizio di questo match. E dunque Terni che gioca il primo possesso. Adesso Pace viene pressata, il pallone messo in fallo laterale, lo va a raccogliere Mangoni. Adesso Rizzo, sempre per Pace. Pace prova a liberarsi della pressione avversaria e scarica dietro dove c'è Donati e non riesce qui. L'aggancio per Mangoni e dunque primo pallone giocato anche dal Città di Falconara. Cinotti va da Centola, ancora Falconara, si chiude bene il triangolo qui delle bianco-blu. Cinotti ancora, cerca tra le linee, la compagna, si invola Brutti, ancora Brutti, finisce a destra, la conclusione della numero 5, primo squillo del match, ma Colasanti la lascia sfilare, aveva battezzato già il pallone fuori. Adesso qui però perde un brutto pallone Rizzo e può approfittarne il Falconara con Brutti. Scarica per la compagna, non si chiude il triangolo però, attenzione, ancora Falconara e Colasanti di nuovo se la cava due volte la difesa del Terni. Falconara subito in attacco in queste prime battute
del match. Ancora Brutti, palla messa in mezzo e ancora Colasanti ci mette una pezza. Dunque Terni che ci può riprovare. Mangoni, Donati, ancora Terni, Mangoni, scambiano Mangoni e Risso. Adesso cercata Pace, ma conquista di nuovo il pallone il Città di Falconara. E adesso Brutti si invola sulla sinistra. Brutti mette il pallone in mezzo per Scaloni, ma se la cava ancora la difesa gialla. Viene estesa in questo momento però senza irregolarità la numero 10 che è Cinotti. Ora Terni, pallone di nuovo conquistato dal Falconara che può riproporsi offensivamente ora. Brutti per Cinotti, va da Centola, ancora Cinotti per Brutti, si libera della pressione avversaria e va da Scaloni. Ora Centola, si libera di un paio di avversari, ancora Centola, può liberare il destro ma vada ancora dalla numero 8 e allora ancora Centola, Cinceschia però con il pallone ma termina ancora tra le piedi del Città di Falconara, ma azione che non si conclude, ma possesso ancora bianco-blu. Adesso Cinotti per Brutti, chiusa bene qui Brutti, corner, va Centola a battere questo corner, pallone in mezzo per la compagna ma la conclusione di Cinotti è stata imprecisa e non è riuscita neanche Brutti ad approfittarne. E allora il Terni gioca ancora il pallone, lancio lungo di Rizzo all'indirizzo di Pace, viene però stoppata da Scaloni. Adesso ancora Rizzo però, e qui brivido per la difesa del Falconara che però se la cava in qualche modo. Ancora Terni però in attacco e riconquista la sfera Brutti e allenta la morsa avversaria. Adesso si distende un po' il Città di Falconara, rischia un po' qui qualcosa Cinotti e regala il pallone di nuovo al Terni. Adesso Pace, ancora Pace, si libera di un paio di avversari, scarico dietro per Donati e impegnata Fakaros, lega in corner. Sul punto di battuta va Pace, la mette in mezzo, pallone che sfila per tutta l'area di rigore ma non trova piedi pronti a depositare a rete. Allora Centola per Cinotti, allarga per una compagna, si torna da Centola, Brutti va verticalmente ma si torna lì, Falconara rimane lì. Adesso Cinotti ha cercato il suggerimento per Centola ma impreciso il suo passaggio, il pallone riconsegnato al Terni. Adesso ancora Pace, chiama i suoi compagni a salire e rimane in attacco il CLT Terni con Donati che va a battere questa rimessa laterale in proprio favore. Adesso Rizzo, De Luca, sbaglia qui De Luca, allora ne può approfittare il Falconara. Adesso Centola per Brutti, ancora Brutti, De Luca però si fa perdonare, ancora però Cinotti, può scaricare il sinistro, trova Rizzo sulla traiettoria. Brutti adesso protegge bene il pallone sulla pressione di Pace e il Terni che se la cava di nuovo
Adesso però attenzione, di nuovo Falconara, e qui c'è la rete di Brutti che beffa Colasanti e porta il Falconara in vantaggio quando mancano 15 minuti al termine del primo tempo. Brutti sigla la rete del vantaggio Falconara. E dunque CLT Terni che adesso è costretto a rincorrere le avversarie e ci riprova adesso la compagine Ombra. Cercata qui Pace sulla verticale, però suggerimento troppo lungo. Pallone di nuovo nei piedi del Falconara. In campo anche Severini ora. Proprio lei prende il pallone, supera l'avversaria, ancora Severini, scarica per Cinotti che la rimette in mezzo, ma c'è stata la copertura del Terni. Dunque, il possesso è ancora per le Umbre ora. Marcelli per De Luca, ora Donati, c'è la pressione qui di Severini che mette in difficoltà Donati, che però se la cava e guadagna, rimessa laterale. Marcelli, De Luca, e qui non si intendono Marcelli e De Luca. Cinotti protegge il pallone e lo scarica verso Brutti, ancora Brutti, pressata da un paio di avversarie, riesce comunque a conquistare fallo laterale per la propria squadra. Allora Costantini batte verso Cinotti, Severini ora non supera però Donati, e allora palla per Pace, Pace è da sola davanti a Fakaros, De Luca prende in pieno volto Brutti e si spegne l'occasione per il Terni, che però rimane in attacco. Adesso pallone messo in mezzo e stava per beffare Fakaros con questa ribattuta Donati. Adesso rischia qualcosa qui Cinotti, ma pallone che torna a Fakaros. Allora Falconara che può orchestrare di nuovo la manovra. Attenzione adesso a Brutti, che la cava qui la difesa del Terni, raccoglie il pallone Colasanti e lo lancia verso Pace, la più intraprendente delle sue. Donati ora per Capitan Marcelli, prende campo il Terni. De Luca ora per Marcelli, va alla conclusione, adesso arriva Pace, ancora Pace, scarica il sinistro, ma è comoda la presa per Fakaros, tiro troppo centrale della compagine Umbra. Cinotti, la più utilizzata della città di Falconara. Si torna dietro, costretta a ricominciare a giocare nella propria metà campo il Falconara. Adesso Scaloni per il proprio capitano, cercata Cinotti, ma pallone che non arriva alla numero 10 ma rimane al Falconara. Adesso attenzione a Scaloni che supera l'avversaria, la mette in mezzo, ma Severini non arriva su questo pallone. E dunque Falconara di nuovo insidioso in attacco. Marcelli cerca e trova Placidi, e Placidi conquista una rimessa laterale. Comincia a contare il direttore di gara. Allora De Luca affretta la battuta,
Costantini. Cercata lunga, benissimo la compagna che era Severini, ma Colasanti si è fatta trovare pronta anche in questa occasione. Attenzione adesso a Cinotti, il break del Falconara. Cinotti si ferma, va sul sinistro, deviato, Corner per il Falconara. va sulla battuta proprio Severini che ha sfiorato il gol pochi istanti fa. Adesso qui c'è Cinotti che scarica il sinistro ma è troppo alto e si spegne sul fondo e va a raccogliere il pallone Colasanti. E torna tra i pali della propria porta, pronta a rimettere il pallone in gioco. E lo fa all'indirizzo di Marcelli. Adesso il Terni si porta in avanti ma viene stoppata. Placidi. Severini supera De Luca, ancora Severini, gioco di prestigio, Severini ancora. Pallone che rimane al Falconara. Cinotti. Costantini. C'è la pressione di Placidi, ma se ne libera bene Costantini. Costantini pensa alla conclusione, ci va! E Colasanti ancora respinge il pallone, lo allontana il più possibile. Falconara che quando prende terreno si fa pericolosa. Adesso però ci riprova Mangoni per il CLT Terni. Adesso frana al suolo Mangoni, ma non c'è stata un'infrazione, sarà semplice rimessa laterale. Marcelli per De Luca, se la suola ma lo fa male. Pallone che però resta al Terni. Marcelli, di nuovo De Luca, perde però un brutto pallone e allora si invola Centola, la mette in mezzo e non arriva la deviazione vincente di Costantini, perché Colasanti ci ha messo ancora una pezza e tiene a galla la propria squadra. Adesso attenzione al sinistro di Cinotti che però sfila alla sinistra dei pali difesi da Colasanti. Rizzo per De Luca, di nuovo Rizzo, va da Mangoni, c'è la pressione alta del Falconara ma Mangoni se ne libera bene. Adesso però regala il pallone alle avversarie sul pressing asfissiante delle bianco-blu. Brutti, autrice del primo gol del match. Adesso Pace la stoppa però Centola che aveva capito le intenzioni della numero 10 avversaria. Rizzo mette questo pallone in mezzo e ritorna sui suoi piedi. È comoda la presa però per Fakaros che lancia a lungo. Adesso Costantini, ancora la numero 9 e non riesce il primo aggancio però al capitano del Falconara e iniziativa che dunque si spegne sul fondo. Pace prova a duettare con Placidi. Siamo entrati nel frattempo nella seconda metà di questa prima frazione di gioco con il Falconara che conduce sempre il match per una rete a 0, quella di Brutti. Adesso qui sarà rimessa laterale per la squadra umbra. Va sulla battuta Mangoni, scarica per Rizzo, va dalla parte opposta dove c'è Pace,
tentato il dribbling su Brutti, ma l'ha stoppata la numero 5 avversaria e si rimane lì. Pace, questa volta riesce, capisce tutto però Cinotti, adesso Costantini ha ignorato però Brutti che era sola sulla sinistra, data la conclusione diretta. Coraggio che però non ha premiato il capitano del Falconara. Adesso Placidi tiene il pallone in campo, Pace per Rizzo, di nuovo Pace, allarga per Mangoni, Mangoni ci mette una pezza però Centola. Brutti ora, Brutti supera l'avversaria, ancora Brutti per Centola, sulla destra Centola rimette in mezzo il pallone e arriva la deviazione che consente il 2-0 al Falconara, gol che però lo assegniamo a Centola. E dunque raddoppio bianco-blu quando mancano 9 minuti alla sirena che manderà le squadre all'intervallo. Allora adesso il Terni dovrà rincorrere le avversarie, strada che si fa sempre più in salita per la squadra umbra, che adesso devono fare fronte allo svantaggio che adesso ammonta a 2 gol. Brutti ora, ancora Brutti per Centola, autrice del raddoppio Falconara. Adesso in campo anche Nicolini, dare manforte alla propria squadra. Pace nel frattempo guadagna rimessa laterale da posizione interessante, va a Mangoni sulla battuta, si sistema la difesa bianco-blu. Pace va alla conclusione e non trova Donati, pronta a battere a rete perché c'è stata la copertura fondamentale di Brutti. Adesso Marci, pallone adesso che può essere giocato di nuovo dal Falconara con Centola verso Nicolini. Brutti supera in un primo momento Mangoni, poi riconquista il pallone per la numero 3, adesso Pace si invola, Pace ci mette lo zampone Fakaros e devia il pallone in corner. Ci sarà prima time out però chiesto dalla panchina di Lorenza Cini del CLT Terni. Che dovrà sicuramente dare qualche consiglio alle proprie giocatrici che stanno un po' soffrendo in questi primi scorci di match. Le iniziative del Falconara che comanda per 2-0 quando siamo entrati da poco nel 12° minuto di questa prima frazione di Città di Falconara CLT Terni. Ricordiamo la perdente andrà a sfidare domani alle ore 19 la Osta che quest'oggi riposa. Scadono i 30 secondi di time out, squadre che possono risistemarsi in campo. Eravamo rimasti al corner per il CLT Terni. Va Mangoni a prendere il pallone e a sistemarlo, non è corner però, leggermente prima, rimessa laterale. Adesso Mangoni scarica per Pace, conclusione diretta, ma ci pensa ancora Fakaros a dire di no.
Allora, numero 10 Umbra, Pace. Allora Rizzo ora. Conclusione diretta di Donati, ma fa muro Costantini. Rizzo di nuovo. Di nuovo per Donati, sempre conclusioni, questa volta però troppo strozzato il tiro. Ed è comoda la presa per la difesa del Falconara. Adesso Nicolini lancia lungo, anche in maniera buona. La compagna che era a Centola. Sarà corner per il Falconara. Adesso proprio Nicolini. Conclusione però troppo debole. Colasanti può respingere comodamente. Nicolini ancora per Centola. Sulla verticale trova Costantini, ma c'è la buona copertura di Rizzo. Manda il pallone in fallo laterale. Centola per Nicolini. Ancora Centola, non riesce l'aggancio alla numero 6. Colasanti. Rizzo. Ancora Terni. Pace ora. Ancora Pace. Di nuovo la numero 10, ancora con il possesso Pace! Impegnata di nuovo Fakaros, ma per l'ennesima volta si fa trovare pronto l'estremo difensore della città di Falconara. Adesso ancora Terni. Pace. Prende il possesso, Pace. Scarica il sinistro e Fakaros la stava per combinare grossa, ma per sua fortuna il pallone non termina dentro la propria rete. Ha ciccato il bloccaggio qui. Pace adesso, conclusione troppo strozzata e sfera regalata alla squadra marchigiana. Costantini va da Scaloni che fatica ma tiene il pallone in campo. Costantini adesso. C'è il pressing di Donati che mette in difficoltà il capitano marchigiano Nicolini per la compagna. Adesso però c'è il break, ma capisce tutto Nicolini, però stoppa l'iniziativa in maniera irregolare. E l'arbitro quindi fischia fallo a favore del Terni, che ha già rimesso il pallone in gioco. Pace per Rizzo. Cerca e trova Mangoni. Mangoni, conclusione, colpisce Rizzo, proprio la compagna, e dunque può ripartire il Falconara, ma si chiude bene il CLT Terni. Nicolini per Centola, e non si intende qui con Scaloni. Il cronometro nel frattempo segna -6, adesso -5,56 sul cronometro. -5,56 al termine di questa prima frazione, scusate. Cinque minuti e mezzo ancora da giocare prima dell'intervallo, con il Falconara sempre davanti grazie alle reti di Brutti e Centola. Adesso Costantini Colasanti di nuovo in calcio d'angolo, si rifugia l'estremo difensore in maglia rosa del CLT Terni. Centola va sulla battuta, Costantini ora per Nicolini. Scaloni cerca di superare Mangoni ma non ci riesce, ma fa buona guardia. Severini si libera di un paio di avversari e Scaloni, e pallone che arriva tra le mani di Colasanti che lo rimette in mezzo per Pace, che guadagna fallo laterale. Fallo laterale che va a battere Rizzo
per il CLT Terni. Adesso qui non riesce lo stop a De Luca e dunque sale in pressing il Falconara e quindi Terni che perde l'ennesimo brutto pallone, ma sarà time out adesso